Blindo Studios presenta. Vai, Jason Dazzo, vai, Jason Dazzo. Dunque, un ascoltatore mi suggerisce, visto che è di grande attualità, il referendum, no? La fecondazione assistita. Dice, perché tu fare Elvira che insomma vuol fare la fecondazione assistita? Sì, ho 87 anni, si vorrebbe anche tentare, potrebbe essere un modo per riuscire a capire cosa pensa la gente e cosa farà la gente, perché se ne fa un gran parlare, benché quelli del sì dicono non se ne parla, non ne parla nessuno, non fanno che parlare d'altro sulle televisioni, sui giornali, da tutte le parti, ecco, per cui insomma, però parliamo anche noi che non se ne è mai parlato. Dunque, e allora proviamo, chiamiamola Elvira, ci sei? Scendo qui, voglio fare un figliolo. Davvero? No, è tutto per finta, e via, a me basta, guarda che ti diventano insieme e basta, non ti trombano. Allora non mi va via bene, sai, ma via dai, si fa per dire. Allora si sta e gliene chiedo. Ora ho già telefonato a uno, sto aspettando che mi risponda, e quando mi risponde gliene chiedo insieme. Sì. Vedo che non c'è questo. Se l'hai sentita, è andato via, è scappato. Va bene. Sì. Lo sappiamo che abbiamo anche la situazione della banca del seme, no? Sì. Già, che quella lì è una situazione, vero? Sì, lo schizzo della... c'è lo schizzo. Vabbè, no, la spermoteca nazionale, una volta facevo la spermoteca toscana, quando telefonavo solo in Toscana, poi la spermoteca italiana. Vedo che continuano a scappare, mi dispiace, ma ho l'impressione che questi signori non abbiano nessuna intenzione di darti i loro semi, mia cara Elvira. Sì, guardate, prima un po' uno ce lo trovi, ma io non penso, sai, come non pensi? Con quel corpo, il mio corpo meraviglioso, sì, certo, con tutto quello che gli posso dare io, che gli posso dare. Ah, capito, ma non penso entusiasmante, vero? Sì, non ci hai mai pensato te a darmi insieme? Purtroppo ormai, sì, meglio di io sì, ho raggiunto l'impotenza dei sensi, la pace delle impotenze massime. Ma qui non risponde nessuno, veramente si sono spaventati. Continuiamo così, dai, fino a che non risponde qualcuno, sì, ma il primo che risponde insieme me lo dà, me lo dà subito. Sì, tu dici? Sì, anche per telefono, sì, ho capito, si può fare inseminazione telefonica? Sì, perché no, vediamo, tutto si può fare, basta che risponda qualcuno, no? Certo, dimmene, lo sai, a volte credo di essere veramente due persone invece di una. Dottore, è grave, molto grave secondo me. Sì, vabbè, insomma, come? Che non siamo in due, sì, lo so, la mia pazzia che me lo dice. Dunque, va bene, dai, qui continuano a non rispondere, ed è strano, è curiosa la cosa, no? Curiosa, intanto continuiamo a fare numeri, prima o poi. Ma quante volte? 4, 5, per ora niente, almeno 4. Questa sarà la quinta, credo. Sì, mi sembra la quinta di Beethoven. Perché così? Sei un po' stonata e via. Sì, c'è qualcosa che non va. Ragazzi, sì, insomma, va bene un po', ma poi comincia a essere pesante la situation, no? Comedy. Vedo che, insomma, vabbè, io mi permetto di continuare, sono una mia città, e non so che cosa sia successo, questa città è stata rasa al suolo da qualche cataclismo? Sì, non lo so, mi sembra che siano tutti spompati, sì, mi sembrano tutti ormai andati a male. Mi sa che a me, guarda, t'ha ragione, ma tutto andare a male, c'è un po'. Ma è strano allora, ragazzi, qui, Ma che l'ha guardata la scadenza? Di ispezione. Forse erano già scaduti. Ma io sono leggermente
posso dirlo, esterrefatto, perché va bene, non corrisponde mai nessuno, ora comincia a essere un po' pesante la cosa, e non so quante ne ho fatte, ma se ne avete contate voi devono essere parecchie, vabbè, proviamo con questa, forse no, siamo a città, ma qui, io faccio il prefisso, faccio il numero, ma non sta rispondendo. Sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, che c'è il signor Guido? No, No? no, non c'è, perché? Quando potrei trovarlo, signora? Beh, più tardi. Mi chiamo Elvira, sono una signora di 87 anni. Bene? E siccome lui si era offerto per darmi il suo seme, per inseminarmi, no? Perché io ho intenzione di avere un figlio dopo tanti anni. E lui si era offerto di Ma mio inseminarmi. marito c'ha 95 anni, signore. 95 anni, e io sono 87, signora. Vediamo, siamo ancora validi. Suo marito mi ha detto che è ancora in grado di espellere dei semi. Ma no, signore. Usarmi un orticello e sono semi di zucca per caso, no? No, signore, vediamo. no, si è sbagliato numero, evidentemente. No, guardi, Guido è una persona sì anziana, ma ancora valida, mi ha detto. Dice, te lo do io il seme. Ma chissà che cosa ha capito, signora, non è possibile. Ma- Mio marito non ci sta più né con la testa, né con... non è possibile. Ha detto che ora non c'è, è andato fuori. No, sta qua sotto, adesso risale. Ah, qua sotto Però, ora risale, signora, però risale praticamente, no? È già qualcosa che mi risalga, signora. Senta, no, gli volevo dire, ma lei che ci va al referendum a votare? Ma... Per la fecondazione assistita? Ma... Non ci va? Dove? A votare domenica per il referendum per la fecondazione No, ma che no, ci vuole una persona che ci sta sempre, che non ci indovina più neanche a votare. Voi non ci andate allora? Io sì, ma lui no. Ma lei ci va? Sì, io sì, ce n'ho 84 di anni. Lui è giovane. 12 anni di lui. È giovane. Senta, signora 84 anni, ma voterà sì o voterà no? Io? Sì. Ancora non lo so. Ma non ha pensato di astenersi come dicono tanti? Dice, Ancora lo so, guarda, ancora non lo so. non ha ancora deciso se andare o non andare? No, per andare ci vado, però non lo so, perché poi mia figlia e mie cose che mi diranno che devo fare. Glielo dice sua figlia, Ecco. Cioè, perché lei non lo sa, non ha idea, insomma. Cioè, lei va lì e non sa che cosa, nemmeno che cosa si... non ho idea. Lei sa che cosa si vota, signora? Sì. Su che cosa? Non lo so, che cosa si vota? Ma non lo so. No, non lo sa. Non sono informato. Sì, non è informata, ma sua figlia è informata? Sì, lei sì. E cosa le ha detto sua figlia? Di votare sì o no? Non ne abbiamo parlato. Non ne avete ancora parlato? Ma No. sua figlia si va a votare? Naturalmente. Quanti anni ha sua figlia? 51. 51, ecco. Va a votare naturalmente, sì. Sì, però sì, certo. lei non sa che idea abbia se votare sì o votare no. Non lo so ancora, però me lo dirà. Cosa dice sua figlia lei lo fa. Va bene. La vedo molto convinta, signora, veramente. Allora guardi, io con Guido, io mi incontrerò per questo seme. Vengo oggi, Signora, faccia come vuole, oggi pomeriggio alle 17:30. A me mio marito dice una cosa per un'altra, non ricorda più niente, non si sta con la testa. Ma si è ricordato di avere un pipi dice io te lo do insieme. Io Va bene, signora. vengo oggi alle 17:30, no, signora. ma non crede che ci sta, perché di solito esce, signora, ma lasci Ma come perdere. esce, signora? Esce, c'ha 95 anni, esce, va a trombare, lo so. Perdere, mio marito non ci sta con la testa. Ma basta si sta il cazzo, Signora, ma per carità, lasciamo perdere queste cose. Va bene, signora, faccia vedere, dice la sua figliola. Insomma, ha visto? Abbiamo visto che effettivamente la signora era più che convinta sul voto, insomma. Si aspettava che la figlia le dicesse qualcosa. Beh, però abbiamo trovato qualcuno, Elvira, sì, finalmente, adesso ci trovate uno, e lui, tanto lo so che Guido me lo dà insieme, madonna se me lo dà, la sua moglie, poi sappia lei, t'ha ragione Elvira, lui era proprio intenzionato, sì, stava risalendo, non so da dove, dai fiumi, tipo salmone, vabbè, e adesso andiamo avanti, cerchiamo un altro donatore, e informiamoci anche, già che ci siamo, no? Informiamoci anche su che aria tira, Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, c'è il signor Giuliano? Hai sbagliato numero, scusi. No, non c'è Giuliano? No. È morto?
È morto, te lo dico io, dico non ha sbagliato numero, ma io me lo sento, il povero Giulio, non è più tra noi, vabbè, per carità, si va da un'altra persona, ha sbagliato numero, la voce vedova non ingannava, e già presupponeva che noi andassimo più in là. Oh, guarda! Attenzione! No, questo mi mancava, ma 2 di seguito hanno risposto, è già molto, è già, mamma, è già molto, vero? Sì, a questi lumi di lampadario, dunque, ecco, vai, sì, così. Certo, sì, ora si penso io a queste persone, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, c'è il signor Gabrio. Sono Gabrio. Oh, Gabrio, senta, signor Gabrio, Dica. io mi chiamo Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni. Sì? Mi hanno dato il suo numero telefonico, molto gentilmente, spero di non disturbarla, perché mi hanno detto che lei potrebbe sopperire a una mia necessità. Guardi signora, non vada oltre perché già sono a posto. A posto di che cosa? Di tutto, non posso fare assolutamente nulla. Perché... No, non deve fare niente per me, solamente un seme, voglio essere inseminata da lei. No. Ma lei si va a votare al referendum? No. Perché è convinto di non andare? Sì. O perché non c'ha voglia? Non ho voglia. Ah, non ha voglia, no, lei non va mai a votare? No, dipende. Dipende. Spesso e volentieri non ci vado. E questa volta nemmeno? Non ci vado perché devo andare fuori. Ah, non perché sia convinto del no voto? No, assolutamente. Non ho nessuna convinzione, né del sì né del no, soltanto non ci vado e basta. Ma lei sa su che cosa si vota? Ma sì, che so. Lo sa? Sì, sono aggiornato, non si preoccupi. È aggiornato? Soltanto che non ho nessunissima voglia. No, non perché devo andare o astenermi, non è una mia convinzione, è che ho altro da fare, quindi sono fuori. Sì, guardi, Ruini l'aveva intuito questo. Comunque, senta, me lo dà un suo seme per fare un'inseminazione? No. Via, me lo dia. Buongiorno. Guardi, la melodia, la ricompenso. Buongiorno. La ricompenso tutta. Buongiorno. Dalla sesta, vengo oggi alle 5. Intanto, parallelamente e paraculamente alle profferte, alle richieste della Elvira, naturalmente ci informiamo così qua e là su cosa hanno intenzione di fare gli italiani. Come vedete non abbiamo per ora, tra i pochissimi che abbiamo trovato, comunque trovato uno che fosse convinto di qualcosa, è vero? Sì. Le convinzioni latitano in questa nostra bella terra italiana. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Senta, c'è il signor Luigi? La signora si è subito ritirata come una chiocciolina nel guscio, o come mai? Bisogna richiamarla subito. Cosa mai le avevo chiesto? Ho chiesto il signor Luigi? No, non mi sembra. L'ho richiamata subito, ma la signora è refrattaria. Pronto? Signora, buongiorno, cerco il signor Luigi, per favore. Ma qua non ci sta nessun Luigi. Ma come? Lei prima mi ha attaccato. Scusi, ma forse è deceduto il signor Luigi? Ma lei chi è? Io sono Elvira Tirasassi, una signora di 87 anni. Se mi riattacca in faccia non è nemmeno gentile. Senti, io ho la cosa sopra il fuoco, non so chi c'è. Senta, lei si va a votare domenica? Signora? No, figurati se questa la va a votare, non ci pensa nemmeno. C'ha la cosa sopra il fuoco, capito? Quando uno c'ha la cosa sopra il fuoco, figurati te, No, c'ha la cosa, la cosa, the thing, Vabbè, però ora troviamo tutti, cioè praticamente prima all'inizio non si trovava nessuno rispondeva, no? Ora invece rispondono tutti, più o meno, che si deve dire? Sono questioni così, capito? Intanto si informa sui popoli italiano, vero? Mamma mia. Vero? No, si trovano delle persone che a volte non si sa nemmeno che vivono a fare, che hanno la cosa sul fuoco. Quella cosa sul fuoco. Certo, senza la cosa sul fuoco magari non si mangerebbe, no? Se qualcuno ci preparasse quella cosa sul fuoco. Però, insomma, anche una scatoletta a volte, ma informasse un po' di più, magari non sarebbe male, Ecco, e ora,
Sì. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Vorrei parlare con il signor Sergio, per piacere. Sì, un momento. Grazie. Sì? Signor Sergio? Sì, sono io. Buongiorno, senta, io mi chiamo Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni. Mi hanno dato il suo numero telefonico perché mi hanno detto che lei potrebbe sopperire a una mia necessità. Io avevo bisogno... Mi scusi, non posso rispondere a questo, per quanto riguarda questa assistenza. Non è un'assistenza, non è un'assistenza, è un piccolo favore semplicemente che io poi ripago bene. Si tratta di... avrei bisogno di un seme, vorrei essere inseminata. Da chi? Da lei. Ma no. Perché? No. Non è in grado? No. Pronto? No, non sono in grado. Ma lei si va a votare al referendum? Sì? Sì, vota sì o no? Io no. Ah, lei vota va e vota no. Sì. Ma sa che andando e votando no fa il gioco dei sì? Sì. Quindi lei fa il gioco dei sì. Sì. Perché lei fa quorum. Lo sa che fa quorum? Sì. Lei fa quorum. Allora, già che fa quorum mi faccia anche un'inseminazione a me, scusi. Vabbè, pazienza. Allora, non ho tempo, grazie. La prego, vengo alle 5 per l'inseminazione, no. La mi insemini tutto, mi raccomando. Ah, che bello. Sento ci vuole, ha visto Elvira? Questo va, vota no, però fa il gioco del sì, perché fa il quorum, contribuisce a fare il quorum. Ognuno ha le sue convinzioni, anche quelli che non ce l'hanno. E quindi andiamo avanti, Come si dice? Vota no, quorum, sì, boh, si può votare boh? No, dice, non c'è la scheda del boh, l'opzione del boh. Comunque non c'è più tempo, ma quel piccolo breve tempo lo utilizziamo, vero Elvira? Lo utilizziamo. No? Sì, pronto, buongiorno, è il signor Giuliano? Sì? Senta, mi inseminerebbe tutta, io sono una signora di 87 anni, ho bisogno di essere inseminata. Vengo alle 5:30, mi insemina? Sì. Grazie. Senta, ma ci va a votare lei domenica? Ma che cosa vuole? Voglio essere inseminata, poi magari mi dice se va a votare e se vota sì o no. Ma che cosa gli interessa a lei che come voto io? No, perché già che mi insemina, capisce? Lei che l'insieme se lo deve scordare. No, lei mi insemina tutta. Tutta. Ma prima ha detto di sì, e poi non mi insemina, dice l'Elvira. Ma Elvira, non andare via, dopo, e si richiama, no? Nella seconda parte, vediamo se ti insemina o no, e se va o no a votare, E mi insemina, la prima risposta è quella che conta, ha detto sì. Ecco. Dobbiamo richiamare, Elvira, ci sei? Sì, sono ancora qui, senti, mi sono trattenuta perché tu mi hai detto trattieniti, e non mi sei nemmeno pisciata addosso da quanto mi sono trattenuta. Brava. Allora si richiama questo Sì, chiamiamo questo qui, come si chiama? Giuliano, ecco, vabbè, la si chiama, sì, potevo anche, vabbè, no, se lo rifaccio riditolo, guarda, vabbè, sì, via. Sì, no, ma parlaci te, G. Vabbè, parlo io. Aspetta, Didi. Pronto? Sì, pronto, signor Giuliano? Chi è? Buongiorno. Senta, prima l'ha chiamata una signora di 87 anni, una signora anziana, vero? Cosa volete? No, guardi, lei ora mi dice, questa signora, che è mia nonna, tra l'altro, che lei si è impegnato a inseminarla, quindi mi raccomando, non la deluda, Ma che cosa cerca lei? Vorrei che lei si attenesse a quello che ha promesso a mia nonna. Lei ha detto mi insemina e lei ha risposto sì. E quindi lei oggi viene da lei e lei la inseminerà, vero? Naturalmente. Sì. Ecco, la inseminerà? Sì. Questo è molto importante perché io non vorrei, sai, una signora di 87 anni, deluderla sarebbe brutto e forse fatale per lei, capisce? Guarda che io faccio rintracciare il numero al carabiniere. Perché? Perché mi sta importunando. Importunando? Sì. Cosa vuol dire importunare? Cosa vuole da me? Che mi insemini mia nonna. Importunare. Mi importuna. Che cosa vuol dire? C'è il reato di importunio? Non lo so, ma non credo. Vabbè. Cara, dove sei? Oh? Elvira? Sparita.
se me l'è andata a preparare, lo so che quello ha detto anche ora, ha detto così, ma il che ti devo dire, vabbè d'accordo, via. Andiamo a fare la nostra ruota libera, andiamo a fare la nostra ruota libera quotidiana, ci mancherebbe. Vira? No, è proprio sparita, è andata via. Ma, non mi sono nemmeno accorto. Perché sa com'è? Anche me, in questi momenti, forse gli scappava qualche cosa. No, ma di solito si fa addosso, per cui non è che... deve rimanere. Pronto? Ah, Romolo? Dimmi. Ah, come stai, Romolo? Chi è che parla? Che Romolo, ti ricordi di me? Chi? No, non mi ricordo. Dovresti conoscermi dal modo di parlare un po' balbuziente. No, non mi ricordo. Romolo, ma... Non mi ricordo proprio affatto. Peccato, perché io pensavo che tu ti ricordassi di me. Forse tua moglie. Mia moglie? Sì, forse lei sì. No, quello ha avuto un ictus e sta a casa di riposo. Oh, io ma... sto solo. Capito? Scusa, ma stai bene solo oppure... Io sto bene. Stai bene di salute? Stai bene di salute? Di salute sì. Aspetta, da dove parli? Io parlo da casa mia. Ti volevo dire, ma tu stai bene anche perché sei solo? Sì, ho avuto 4 interventi chirurgici però. Dove? Dove? A Sulmona. Sì, ma no... Sì. Ah, dove? Ai posti? 2 volte la vescica. Ah. Una volta il colon. Ah. Il colon, lo sai. Il cocò, sì. Dove passa tutto il mangiare. E passa tutto il mangiare. E dopo sono sovrata la gola. Ah, e ora tutto a posto? Tutto a posto. E come mangi? Come mangio? Sì. A mangiare mangio tutto. Ah, gli interventi ti hanno permesso? Tutto a posto. Tu puoi... Ho fatto solo 6 mesi di chemioterapia. 6 mesi e si è risolto? Di chemioterapia. Sì, ma si è risolto tutto? Sì, tutto risolto. Da quanto tempo stai bene? Sono 5 anni. Ah, beh, allora a questo punto... Questi interventi li ho superati così, un giorno e mezzo di decenza ho fatto. Ah, solamente? Solamente, un giorno e mezzo. Ma guarda, nella sfortuna sei stato fortunato, perché altri, vero? Lo so, perché... Il coccolon a volte... me ne hanno tolto 25 centimetri di colon, sì. E cosa ci hanno messo? C'avevo un polipo... Meno male che era benigno. Perché era benigno. Ma l'ho dovuto fare per forza la chemio. Poi l'ha fatta lo stesso, Con quello ho risolto tutto. Allora guarda, mi fa piacere. Sì, ma tu dove ti trovi? Sì, no, io mi trovo nei pressi. Ti volevo dire, ma tu solo non senti la mancanza di una donna? No, non la sento, sto sempre sveglio la notte. Sei sveglio la notte? Dormo 4 ore e poi stop. E che fai di notte? Guardi la finestra che passi qua. Ti affacci alla finestra? Guardo la finestra. Ma a proposito di figli... Sono 2, uno sposato, 2 sposati. No, non parlavo di figli, parlavo di fica, nulla? No. Ma quanti anni c'hai tu? Io? Vado per i 75. Sì. Ti hanno tagliato un pezzo di cocò, non mica ti hanno tagliato l'uccello. L'uccello è morto. Ma morto per via della vescica? La vescica sta a posto. Sta a proposito. 2 volte l'ho fatto la vescica. 2 volte hai fatto la vescica? Ho fatto 2 punture lombari, che quelle mi danno fastidio assai. Ancora? E che può fare? Ma perché è morto l'uccello?
È proprio andato. Ma da dove chiami? Da qui, da cacà. Sì, ma Prezzi, vivi vicino nella zona. Ma tu, domenica ci vai a votare? A votare? Io no, non voto per nessuno io. Sono 10 volte che non voto più. Ma guarda che questo è un a quell'età che cosa stanno cercando? Sì, no, non mi interessa di niente. Ma se non ho votato neanche il sindaco qua. Ho capito, però questo è un referendum che dice o sì o no, oppure chi non va ha un significato. Io non mi sono interessato mai di politica perché non ma mi è questo mai non piaciuto. è proprio questo è fatti conto che è una politica. Lei sa tu sai di che cosa si parla in questo referendum? Lo sai? Io non lo sai, No. Non sa nemmeno più o meno di che cosa si tratta. Non mi sono mai interessato né di politica né di questa roba qui. Quindi ho fatto i miei 75 anni. 75 anni ormai sei come mangio e bevo. Ma mangi, bevi e stai alla finestra, Alla finestra. Alla finestra a guardare. Chi passa? C'è C'è la villa comunale qua. A voi a passeggiare. Tu vedi un bel papà, senti, tu ti affacci alla villa comunale, ecco. un giardino, un papalarco, e ci sono tutte queste persone, anche delle belle figliole, belle ragazze che papà. Tutto fuori stanno. Tutto fuori. Tutto al mare. Tutto al mamma. E ci sono solo i vecchietti qui rimasti, no? Oppure no, Guarda, io ci sento ben poco. Romolo? Non ho capito, non cavolo niente. Ma dai, risposto alle mie domande. Quindi io sono soddisfatto e ti auguro di stare bene così, ma mangiare, bere, cacare, pisciare e stare alla finestra e dormire poco. Tutto a posto. E stai buono da solo perché... Sono 17 anni che sto così. Ma quando sei solo, puoi fare tutte le scuregge che vuoi, nessuno ti dice nulla. La mitragliatrice. La mitragliatrice, che magari se c'è qualcuno non lo sta più attento, no? Se le trattieni. Qualcuno si deve prendere le pasticche per farle, ma io no. No, te le fai belle grosse, no? Forti, così. No, sì, tieni la finestra aperta per il puzzo, però lo sentono anche dalla villa comunale, la gente che passa dice, oh guarda, Romolo ha scureggiato! No. Quando c'è gente che non conosco me ne vado fuori all'aperto. E fai la No, ma io vado sempre solo, sono abituato, sono 10 anni che mia moglie è paralizzata. E sto solo, sto tranquillo, mangio e bevo. Ma la vai a Sì, come no. Sì, Ti mancherebbe altro. Ma tanto ormai stai bene da solo. Peccato che ti siamo morto l'uccello, perché se ti fosse rimasto ancora vivo, a quest'ora ti potevi portare qualche bella ragazza in casa. Vai. Niente da fare. A mangiare, bere. Mangio, bevo e dormo. E dormi poco. Dorme poco, non importa, a una certa età 4-5 ore sono sufficienti. 5 ore, 4 ore sono sufficienti. Buona fufurfora. Ce l'hai i capelli? I capelli? No, si stanno pelando tutti quanti. Buona fortuna, posso dire. No, io sto a posto, i capelli non mi interessano. O se ne vanno o se ne vengono. Facciano quello che voglio. Ma il mangiare te lo fai da te? Sì, lo faccio io ho fatto il cuoco sotto le armi. Il cuoco. Sì.
all'aeronautica militare. Sei bello grasso però. Bravo. E allora oggi è già Oggi è già Che cosa? Ho mangiato già? Sì. Ho mangiato. Cosa? No, mi riposo e me ne vado a fare la passeggiata. Nella villa Coco. No, è tutta recintata, stanno aggiustando. Sì. Dove vai? A fare un giro, vai al bar. All'esterno. All'esterno, ho capito. Buona giro. Stai bene. Mi fai una scureggia, mi fai sentire una bella scureggia? Sì, dove sei io? Adesso, falla adesso. No, con la bocca le posso dire. No, col culo. Fammela sentire, dai, fammi sentire come scureggi da sotto. Ma scureggi? Ma non ti sente nessuno, dai. 1, 2, 3, vai. Bravo, ciao. L'ha fatta con la bocca però, dai, l'ha fatta con la bocca, però insomma l'ha fatta. Ritratto di uomo, giovane uomo non si può dire, 75 anni però ormai con l'uccello morto. Triste prospettiva per chi è vicino a quell'età, io che ce l'ho 74, No, scherzo. Andiamo da qualcun altro, via. Sì, anche lui non va a votare, perché non va. Sì. Quel Ruini l'ha pensato bene. Dunque andiamo avanti, via, vediamo un pochino se qui c'è qualcheduno, ma sembra di no, e io cambio persona, cambio roba, e qui, sì, parliamo con le persone, e mentre parliamo così amichevolmente, sì, vengono fuori anche dei ritratti veri e propri, sì, proprio ritratti. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Senta, il Panfilo lei? Sono Carlo, chi è? Non c'è Panfilo? Sì, un attimo. Grazie Panfilo, perché me di Carlo non so cosa farmene io, sa? A me che me ne faccio? Dice io che me ne faccio di Carlo? Sempre un Panfilo, ma appunto, c'è Carlo, vai, prendo il Carlo e vado, no, prendo il Panfilo e vado, per mare. Ma scherziamo davvero, prendo il Carlo. Prendo il Panfilo. Pronto? Sì, Andiamo. Allora. Pronto? Pronto, signor Panfilo? Sì. Lei è Panfilo, Senta, io ne avrei bisogno dunque, oggi è mercoledì, ecco domani, voglio salpare domani, d'accordo? Che cos'è? Voglio salpare domani, ecco, lei si faccia trovare pronto e salpiamo domani. Ma con chi sta parlando? Con Panfilo, no? Panfilo chi? Panfilo, lei è o non è Panfilo? È Panfilo o sbaglio? Io sono Panfilo. Benissimo, allora, domani salpiamo. Ma che cosa dici? Si faccia faccia un sogno. No, guardi, ci mancherebbe. No, maccherino. Via. Io vedo il mio Panfilo e va, l'ho ricamato. Ma che lo so io? Ma che gente c'è nel mondo? Pronto? Signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, io stavo parlando un attimo fa con Panfilo. Ecco, allora voglio ricordarlo anche a lei, glielo ricordi? Guardi, mio padre è molto anziano, forse c'è un errore. Va bene, ma lo ripariamo, non c'è problema, se c'è qualche falla qua e là, ripariamo tutto e salpiamo tranquillamente per i mari del sud. Va bene? Ma lei sta esaurito? No, anzi, altro che esaurito. Che significa salpiamo? Dove salpiamo? Salpiamo con Panfilo. Ma chi è lei? Ma ha capito o non ha capito quello che sto dicendo? No, ma lei chi è? Io sono un barone molto conosciuto. Senta, per cortesia, lei forse c'ha tempo da perdere. Sono il Baron Samedi. Senta una cosa, lei... Senta, vada al diavolo. Appunto, siamo lì, Baron Samedi. Siamo proprio lì. Va bene, lascia, basta col Panfilo,
Se si fosse chiamato Yacht, beh, sarebbe stato lo stesso. Lo so. A proposito, Carlo, ecco, proviamo un Carlo. Sì. Oh, come sei? A quest'ora? Sì, allora lo metto così e così, vabbè, rimane. Ma che si chiama a quest'ora? Rischio io a lasciare la cosa accesa, il segnale di suoneria. Dunque no, io sto facendo un numero che qui mi hanno interrotto, sì. Non posso. Qual tipo di chiamata richiesta? Cioè? In che senso? Allora proprio questo non va bene, No, non va bene, d'accordo. D'accordo. Ne facciamo un altro. Sì. Ecco fatto. Addirittura. Come no? Non risponde. Ora che hanno scoperto questo, no? Che mi suona la suoneria. Allora io faccio un altro che toglierla. No, qui no, non rispondo. Ecco, andiamo, no suoneria. Ecco, ora puoi chiamare a tutti pare. Bischero e tu siete. Oh, dunque, no, qui non ci risponde nessuno. Ecco, peccato perché c'era Ada, ecco, ora vedi, sta chiamando ma non può farsi sentire il bischero. Dunque, ok, ecco, tru, senti, ecco, sì, vabbè, com'è? Ancora, dai, faccio sentire la vibrazione, dai. Pronto, signora? Sì, buongiorno, senti la vibrazione, senti signora la vibrazione? Cioè, mi vibra signora, no, ha smesso. Ma abbassa la televisione? Abbassa la televisione, dai, richiamami che mi vibra, Che ho il bischerino di richiamarmi, è così, dai, su, ancora, chiamami, su, bravo, dai, su, hai il numero, bisogna la vibrazione. Che c'è? Sì signora, senta, mi sta vibrando tutto, sente? Sì. Sente? Sì. Ecco, senta come mi vibra? Si può fare qualcosa, signora, lei? Signora, sente come mi vibra? Mi vibra tanto. Che cosa? Che cosa? Guardi, ho appoggiato l'uccello al telefono e mi sta vibrando tutto. È tutto per lei, signora. Sente come vibra? Sente come vibra? Io non sento un cazzo niente. Signora, sento il cazzo, lo deve sentire. Grazie, non mi serve più la vibrazione. Ecco, ma la signora era in tema, effettivamente, io voglio richiamarla perché mi piace farglielo risentire. Te continua a chiamare te, continua a vibrare così. No, te devi chiamare ora, se non chiami non mi vibra, non mi vibra più, ce la fare, lo so. Vediamo, su, chiamami, su, dai, su. Non mi chiama più, però, anche se non vibra più. Anzi, io utilizzo tutto, ci mancherebbe altro. Vedo che, comunque, la signora, dopo quella bella uscita col cazzo, non ha più voglia. Tanto non mi vibrava più, non va bene così. Andiamo avanti, sì. E quindi vediamo. Com'è bello improvvisare, prendere tutto quello che passa, che capita e utilizzarlo, Anche gli imbecilli, li utilizzi, che diventano collaboratori, ragazzi. Sto facendo un numero, però sembra quasi che... Pronto? Sì. Emanuele. Chi è? Sono Filiberto. Filiberto? Sì. Filiberto di Savoia. No, Emanuele di Savoia. Beh. Emanuele Filiberto. Cioè tu ti chiami Emanuele, io mi chiamo Filiberto. Filiberto. In due ne facciamo uno. Capisci? Hai capito qualcosa oppure ti rimane troppo difficile? Ancora niente. È dura, vero?
Sì. È dura perché ho detto tu ti chiami Emanuele, io mi chiamo Filiberto, in due ne facciamo uno, hai capito? Un principe. E di quelli buoni. Di quelli buoni? Già, tu sei monarchico. Dimmi. Dimmi. Emanuele, mettiamoci insieme e fondiamo una dinastia. Facciamo? Una dinastia. Dinastia. No, dinastia. Dinastia, Emanuele, significa, è troppo difficile fartelo capire, no, non per me, ma per te. Volevo dire, Emanuele, senti, io non so se tu domenica vai a votare o no, vai? Sì. Si vai a votare per il referendum? Sì. Ma cosa pensi di votare, sì o no? Ancora ci devo pensare. Come ci devi pensare? Come ci devi pensare? Ci pensi all'ultimo momento? Oppure pensi di non andare a votare per non raggiungere il quorum? No, Ma te lo sai cos'è il quorum? Non so, ancora non ho deciso di trovare la giusta distanza su questa legge. Però qualche critica ce l'ho da dire. Alla legge? Sì, riguardo a queste leggi. Ma ci sono questi... Sai come mi vibra? Dimmi. No, aspetta. Ci sono questi signori che vogliono il sì. Sì, chi sono questi signori che vogliono il sì? Il sì. Sì. Chi sono? Te lo sai? No, che non lo so. Ma lo sai perché cosa si vota? Sì che lo so. Me lo sai dire? Sì che lo so, perché a me per fare un figlio mi serve a fare lascia America. Capito o no? Non a prendere un embriono che non so un embriono? Un embriono? Sì? Dimmi. Cosa fanno con l'embriono? Dimmi cosa fanno con l'embrione? Fanno il figlio con l'embrione. Ecco. Fanno un essere umano. Ma questo non esiste nell'umanità. Questo non c'entra con l'umanità. Che uno si fa una sega, la butta per l'aria e basta, non che ci devono raccogliere e devono fare la gente. Ho capito perché... Questi, i ministri, vogliono buttare la nazione per l'aria. Quindi noi siamo cattolici, ma anche che non eravamo cattolici, dobbiamo salvare la faccia, dobbiamo salvare l'Italia e pensare all'Italia e non alle cazzate. E quindi? E questa è una cazzata per me. Quindi? E quindi è il no. Ma tu vai a votare no, ma non lo so oppure ancora. Non vai a votare perché andando a votare no, tu fai il gioco del sì, perché raggiungono il quorum. Sai cos'è il quorum? È una specie della dinastia, cioè non lo sai. Io penso alla mia nazione. Viva l'Italia! Non penso alle nazioni dell'altro. Alle nazioni degli altri. Chi sono i morti di fame? Chi? Chi sono i morti di fame? I morti di fame chi sono? Chi sono? Chi sono i morti di fame? I morti di fame sono questi che fanno 20 figli. Ecco. A famiglia. Ecco. E fatene uno, fatene due. In modo che hanno la possibilità di vivere, di Ma cosa c'entra questo con la procreazione assistita, scusa? Cosa c'entra? Ehi, Emanuele, sono Filiberto. Ecco. Abbiamo avuto uno spaccato, è proprio spaccato proprio, il cervello di certe persone, su cosa l'Italia pensi o pensa o penserà o pensava di tutto questo. Ma di che cosa? Dell'embriono, Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...